Carissimi amici di Egadi Channel, ci siamo pronti per una nuova puntata, una nuova mega puntata direi. L'oggetto di oggi, una chitarra che la stiamo per mettere alle mie spalle. Abbiamo un ospite studio e un altro che si collegherà in diretta streaming direttamente da casa sua. Chi è? Caterina Greco, direttamente da The Voice Senior. Vi aspetto quando? Subito dopo la sigla. Rieccoci, salutiamo chi si è appena collegato, ve l'ho detto poco fa, c'è una chitarra a fianco a me, se la regia quando vuole scopriamo chi c'è in questa puntata. Rubina, ciao, ben trovata, come stai? Bene, tutto bene? tutto bene. Tanto grazie per aver accettato l'invito, per essere venuta Grazie nella a voi. nostra trasmissione di Egadi Channel. Allora, parto subito con una citazione che ho trovato. È una cantautrice doc siciliana, nata e cresciuta tra Favignana, Erice e Dattilo. È Yes, così? È così. Ma come è iniziata sta passione per la musica? Allora, all'età di 5 anni mi ricordo che invece di aver regalati giocattoli, volevo regalare questa chitarra. Ho vaghi ricordi, però Però mi è ricordo quello questa chitarra di l'incipit. plastica, al che mi hanno iscritto i miei genitori alla prima scuola di musica che c'era poi, proprio la prima che è nata a Trapani, e ho cominciato il mio percorso. Ce l'hai ancora la chitarra, Rubina? Certo. Quindi quello è proprio l'inizio. Potevi portare quella, la potevo mettere anche qua. Ti leggo un'altra citazione invece che ho trovato. Rubina, con la sua voce graffiante, riesce a stravolgere ogni essere umano che passando si ferma ad ascoltarla. E io ho trovato anche le prove. Guarda. Di questo niente più mi manca da morire. Adesso che sempre di là, sempre di là, sempre di là, sempre di là, non sarà un'avventura. Non può essere soltanto una primavera, questo amore non è una stella, che al mattino se ne va. È proprio vero, cioè io mi ricordo sempre ste piazze gremite di gente, oppure il Monique prendendone uno per magari dove tu suoni spesso d'estate, c'è sempre quella piazza bella, quella via sempre bella piena. Ma qual è la forza di Rubina? Perché succede tutto questo? Mi è successo anche di vedere altri piani bar, però è una cosa normale. Invece quando c'è Rubina, c'è Rubina. Non lo so. Penso che sia un interscambiarsi di energie. Cioè, alla fine io lo faccio veramente con il cuore, è una cosa che mi viene spontanea, non lo faccio perché mi sforzo di farlo, è una cosa che mi viene naturale e quindi la gente percepisce questa cosa. Questa energia che vuoi questa energia, trasmettere. sì. Il bello di Italiacu c'è anche il raccontare, no? Anche l'interiorità dell'artista, che magari siamo abituati a vedere tutti i giorni passare sull'isola, ma raccontarlo magari è ancora più interessante. Senti, Rubi, ma i tuoi genitori all'inizio, cioè, erano contenti che facevi sta cosa? Sì, sì, Oppure sempre. c'erano dei turbanti, magari dici no, ma l'artista che ti porta No, a no, no, fare sempre, cose? sempre stati d'accordo. Ma c'è stato un momento che hai detto mollo tutto, basta, voglio cambiare. No. No, sempre bella Mai. decisa, hai visto? Nemmeno adesso. Ma c'è stato un momento che avevi l'emozione proprio a 1000 per una cosa, per un'aspettativa che dovevi suonare, proprio ci tenevi più delle altre, ecco. Ti viene in mente qualcosa? Forse è il primo concerto che ho fatto in pubblico. Te lo che ricordi mi quando ricordi. era? Lo raccontiamo? Ma troppo lontano ormai. Ne ho fatte così tante che non mi ricordo proprio qual è. Qual è? Ma, Forse qualche immagine posso ricordarmi, ma ma sappiamo anche che hai fatto anche appuntamenti importanti che magari ne parliamo dopo.
Ora invece io ho trovato un altro video e poi dopo il video ti faccio la domanda. Ok. Quoto sole, quoto mare, mi fa proprio ricreare così bella quando appare sti danata da sto mare. Quando ho visto sempre i voli, anche i vecchi ritornare, sento mio nel pipì saltare, voglio ricantare. Favignana si sa, casa falla verso ma, uno dice che lo sa, quando mi dice c'è sotto là, a Favignana vai trovare, casa falla verso ma, buoni turni che si sa, casi vediamo solo qua. Lo abbiamo detto all'inizio, Rubina è una cantante, una cantautrice cresciuta, oltre che a Dattilo Erice, anche a Favignana. Cioè Sì. Rubina passa molto tempo della sua vita a Favignana. Qual è il rapporto tra Rubina e Favignana? Un rapporto di amore e odio, perché ogni volta che devo tornare qui non vorrei venire, perché magari ho un po' di impegni, un po' di... Quando sono qui non vorrei più andare via. Però alla Quindi fine proprio ti piace stare vivo qua, più a no? Favignana, sì, certo. Ti è Cioè, successo ormai- mai di comporre qualcosa proprio a Favignana? Certo, Qualche molte, canzone è nata? La maggior parte dei miei Tipo brani. qualcuna? Allora, la prima che ho composto qua a Favignana si chiama Secondo te, poi in particolar modo Compagnia 2003. Allora, un'altra cosa invece volevo chiederti, dopo tanti anni di studio, di passione, di concerti, di matrimoni, perché ne fai anche tanti, no? Arrivano i primi inediti. Sì. Vediamolo il primo. Chissà cosa farai. Io sono qui che piango e penso a te. Lo so che non ritornerai. Non lo farai. Pentirmi mai. 20 anni fa, no? È uscito nel 2000 il tuo primo inedito. Nel Come 2000. allora, intanto di cosa parla? Facciamo un pochettino di storia di questo primo inedito. Allora, mi ricordo, era il periodo in cui a Trapani esisteva lo Studio One, che era lo studio, forse l'unico studio professionale davvero per tutti coloro che volevano creare musica. E quando conobbi Gino De Vita, lui mi diede una base musicale e io in quel momento mi sono immedesimata in un momento di una coppia che si erano da poco lasciati, quindi mi sono immedesimata in questa coppia. E quindi se poi l'ascoltate capite. Capiremo com'è. Sì. Ce lo puoi lasciare intanto sottofondo sto video? C'è già, ok? Senti, ma a differenza di oggi sono passati 20 anni e adesso per promuovere il disco abbiamo le piattaforme multimediali. Prima non c'erano. Non Cioè, c'erano. come funzionava prima e come è andata soprattutto quel primo inedito? Ma allora erano pure i periodi più costosi, perché mi ricordo per fare questo disco, questo brano, che soprattutto questo album che conteneva 6 singoli, è costato un sacco di soldi, si è andato a finire pure, siamo stati a Catania in un grande studio di masterizzazione e mix e di mixaggio, però alla fine lo distribuivi, erano quegli anni dove potevi vendere fisicamente un CD, mentre adesso vendere un CD fisicamente non esiste più, ma si vende online. Direttamente online. Senti, com'è cambiata la vita dell'artista dal 2000 fino ad oggi? È più semplice adesso o era più semplice prima? Allora, secondo me non c'è proprio una differenza. Cioè io ho visto gruppi dal 2000 morire, non esistono più, ognuno o faceva già un altro lavoro o comunque quelli che sono rimasti musicisti in quest'arco degli anni sono pochi davvero.
Rubina, tu... vai, continua. E chi fa il musicista ad oggi fa il musicista live, nel senso che lavora tanto in giro, non immaginare che il musicista campa perché vende copie online o... Ok, un'altra cosa che ti volevo dire, tu questo lo fai proprio per lavoro, non hai fatto altri mestieri, magari anche quando eri più piccolo, per cercare di compensare un pochettino le spese che tu Ma avevi? negli anni 2006 ho dato una mano in famiglia perché non era proprio un periodo... Ci sono stati alti e bassi della musica nella provincia. Ok, quindi hai dovuto compensare Sì, anche con un'altra cosa. dei negozi che avevano i miei genitori e ho dato una mano lì. Ok. Però è durato solo un paio di anni, non di più. Andiamo avanti negli anni e io ho trovato un video, e questo regia lo vediamo tutti, dove ci sono tantissimi volti di ragazzi giovani del posto. Sì. Compagnia 2003, lo vediamo. Un tamburo, un fuoco e poi bere birra finché puoi. Sarà tardi, ma che fa quando l'alba si vedrà? Rossi accesi in faccia, ma ho capito che sarà. Anche questa notte abbronzatura alcolica. Sono le 5:30, sai, forse è meglio andare, dai. E domani che si fa? Alle 10 tutti al bar. Generazione atopica, ma noi non siamo quelli che amano legge e regole, i ladri dei sogni, poeti dell'oggi che ci scorderà. Restano a farci compagnia, giochi d'azzardo e birreria, le frasi d'amore, quelle non fanno testo ormai. Non c'è cosa che ci fa ritornare alla realtà. Chi di noi ci riuscirà è un attore da pietà. È fuori da ogni logica. Ma noi non siamo quelli che amano legge e regole, i ladri
Compagnia 2003, quante facce, quanti volti che abbiamo visto. Ruby, i ricordi di questa Compagnia 2003? Allora, sono praticamente gli anni in cui proprio ho vissuto estate e inverno qua a Favignana proprio ininterrottamente. 2 o 3 anni che ho vissuto con tutti questi ragazzi, Come sono stati? Che anni sono stati? Cosa ti porti dietro da i più quegli anni? belli. Ma poi un sacco di amicizie, un sacco anche di volti che adesso magari abitano fuori per motivi di Chi si è necessità, di sposato, lavoro, chi si è si è- sposato, hai visto? Infatti commentavamo magari mentre abbiamo visto qualcuno che diceva quant'è che non viene questa a Favignana, però è stato bello anche riviverli insieme e spero che in Assolutamente. questo momento anche loro siano collegati e ci stanno seguendo. Ne approfittiamo per salutare tutti gli amici che in questo momento sono collegati sul canale YouTube Egadi Channel. Vi ricordo che potete commentare la puntata e poi a fine puntata noi faremo leggere tutti i vostri commenti a Rubina e lei poi avrà modo magari di interscambiarsi direttamente con voi. Camminano, gli anni passano, cammina anche il lavoro discografico e arriviamo a Notti Folli. Di Yes. cosa parla Notti Folli? Allora, Notti Folli è stato il primo brano in collaborazione con PG Barbera, un DJ famosissimo marsalese che ha fatto la storia delle discoteche della provincia. Infatti tutti si ricordano con gran piacere PG Barbera. E questo brano l'ho scritto e l'ho dedicato a Marsala, il posto in cui adesso più vivo, perché io mi divido sempre tra Marsala, Favignana e Dattilo. Ok. E appunto ho voluto dedicare soprattutto questo brano all'antico mercato di Marsala, dove ci sono tutti i miei amici, dove curo anche io in parte un locale. Una realtà, forse la più bella realtà marsalese che abbiamo, notturna. Ne approfittiamo per salutarli Sì, certo. e lo facciamo guardando il video, un pezzettino di Notti Folli. L'asfalto bollente, la sabbia cocente, il viso mi scocca, il sole m'abbiocca, la scuola è finita, la testa è esaurita, che stile di vita la mia libertà. Un treno su strada, una volta a rotaia, la gente normale che mangia salame, la gente abbronzata raccoglie insalata, che grande giornata, che caldo che fa. Non ti folli in questa città, frena a mano e svolta di là. Una festa ti aspetta, ti prego, fai fretta se trovo l'amore chissà. Non ti folli in questa città, frena a mano e svolta di là. Se c'è posto... E abbiamo visto anche un piccolo omaggio, no, che abbiamo fatto, Sì. dicevamo fa, agli amici di Marsala, che è Notti Folli. Questo pezzo è nato 2 anni fa. Io vi ricordo di rimanere collegati con noi, questa è soltanto la prima parte di questa bella puntata di Italia Cucce che stiamo facendo, perché subito dopo avremo ospite direttamente da The Voice Senior un'altra voce del nostro comparto dell'Interland trapanese, che è Caterina Greco, che a breve si collegherà direttamente da Trapani con i nostri studi. Ma ritornando a noi, Rubina, lasciamo stare il lavoro discografico, ci sono stati anche degli appuntamenti abbastanza importanti, no? Sì. Te ne viene in mente qualcuno? Ad esempio, ti lancio io uno. Sì. Ad esempio, quello del Lamborghini. Ah, ok. Appunto, durante una serata all'antico mercato Sì. sono stata fermata da un tizio che io, incredula, gli ho dato il bigliettino da visita, metto io curo la Lamborghini, sì, sai quanti se ne presentano? Dico, ma E poi invece hai mi ha fatto chiamare mi ha fatto chiamare dopo un paio di mesi dalla direzione. Ecco, abbiamo anche intanto le foto che ci sta mandando la Sì. regia, vedo. Sì, quindi ti ha fatto chiamare dalla direzione. Dalla direzione dove mi davano 4 appuntamenti a Rimini per il Lamborghini Tour 2016. Ok, com'è andata? Benissimo. È stata Cioè, anche un'ottima vetrina, no? assolutamente, sì. Eravamo nella spiaggia più grande di Rimini, del Grand Hotel Rimini, dove a parte che non si poteva entrare, ma se volevi stare lì o mangiare Ok. lì ci volevano i soldini. Quindi era una cosa anche abbastanza di Sì, elite, assolutamente. molto importante. Dove vedevi solo Lamborghini in quella zona circoscritta.
È stata una bellissima Quindi per gli esperienza. artisti avere una vetrina del genere Certo, non è da tutti. giusto, non è da tutti. Senti, poi ti è arrivata una chiamata da parte di uno yacht che di solito qua Sì. nell'Interland dell'Ega ti gira. Chi era? Allora, quest'estate, Sì, possiamo mandare anche delle immagini se ce l'abbiamo. che poi mi viene anche da sorridere perché c'era questa notizia che c'era questo grande yacht e io non immaginavo mai, figurati, Chi era? chi era. O comunque, poi mi ha chiamato un tizio chiedendomi che aveva fatto il mio nome perché queste persone volevano una serata in musica e hanno fatto il mio nome, così siamo stati ospiti di questa grande Possiamo dire barchetta. chi era? Certo, Diciamolo allora. di Briatore. Quindi tu sei stata ospite nello yacht Tra di Fabio l'altro con me Briatore. c'era anche Michele. C'è anche Michele, al momento ci sta curando alla Ho detto, regia. Michele, E allora vieni io con noi. ne approfitto per ringraziare anche tutti coloro che lavorano dietro alla puntata. Ricordo che Talia Cucce è un'idea oltre mia, ma anche di Enzo Torrente. La sigla è di Simone Galuppo, il montaggio delle immagini della sigla. E poi la regia, la cura, Michele Torrente. Io ti ringrazio ancora che sei nostra ospite e vedo che tanti sono collegati in questo momento e ci stanno seguendo. Ma in questa parte, visto che siamo a Favignana, il canale Egadi Channel, il canale YouTube delle Isole Egadi, c'è una canzone che è scritto, un tuo inedito molto Sì. molto molto importante, che è La mia isola. La mia isola. Come è nato La mia isola? Allora, la mia isola è nata esattamente, intanto corriamo nell'anno 2016-2017, quando poi è uscito, che avevo questo desiderio di andare al castello e scrivere un brano proprio su Favignana, soprattutto mirato al castello, che mi ha sempre, fino ad oggi, appassionata. Ogni tanto quando posso vado. Ma c'è una partecipazione Una di un altro partecipazione, gruppo trapanese sì, che è molto importante. degli Ottoni Animati. Che è Allora- Bertanguzza, no? Che Sì. ne approfittiamo per salutarlo se in questo momento ci sta guardando. Allora ha avuto un gran regalo da parte del comune di Favignana che ha sposato questa iniziativa e quindi ha reso possibile tutto questo Progetto. questo diciamo. progetto che è andato molto in tutto il mondo in giro, con una produzione pubblicitaria molto importante e ancora ad oggi la mia isola è seguitissimo, scaricatissimo. Mi ricordo che in quell'occasione, quando tu giravi il video, poi la sera hai regalato anche un concerto in Sì. piazza e le immagini le abbiamo viste Sì. all'inizio. Io direi di ascoltarlo, cioè siamo nel canale delle Isole Egadi, ascoltiamo La mia isola. Senti questa musica che ti attraversa l'anima, tu tieni il movimento, col sole sotto il vento, salta su quest'isola, l'estate si fa magica, il ritmo naturale, rimbomba sotto il mare. Senti questa musica che ti attraversa l'anima, tu tieni il movimento, col sole sotto il vento, salta su quest'isola, l'estate si fa magica, il ritmo naturale, rimbomba sotto il mare. Sotto l'ombrellone, col mojito e un bel maglione, sai la vodka mi spaventa, se mi sale poi è tremenda, ma davanti all'orizzonte un castello mi confonde, sulla schiena una falena, mi sembrava una balena. Scappando sulla spiaggia ho inciampato su una pancia, chiedo scusa un po' sconvolta, mi rifugio su una grotta, guardo bene sotto il mare, vedo tonne e scatolame, una volta in eccezione si batteva il Giappone. Se rimani con me, una musica c'è, tieni il tempo con me. Senti questa musica che ti attraversa l'anima, tu tieni il movimento, col sole sotto il vento, salta su quest'isola, l'estate si fa magica, il ritmo naturale, rimbomba sotto il mare. Quei bambini sulla spiaggia fanno a pugni con la pioggia, coi gessetti sulla strada, questo gioco è una figata. È sempre bello vedere le immagini, no? Come dicevi tu Sì. poco fa, è stato anche un mezzo di promozione, sappiamo tutte le immagini, no, del castello di Santa Caterina, delle varie cale. Siamo in chiusura di questa prima parte, perché poi dopo, ricorda agli amici, come ho detto poco fa, avremo in collegamento direttamente da The Voice Senior Caterina Greco. Ruby, ora c'è il suo periodo del Covid. Che fa un artista durante il Covid? A te è successo anche poi qualcos'altro, no? Sì. A sto periodo. Allora, il lockdown dell'anno scorso, che proprio è stato, ancora non eravamo preparati, alla fine quest'anno siamo un po' più, diciamo, tra virgolette, liberi e preparati. Ok. Pigi, il mio al momento collega e coautore di brani, e tu Rubì, ma la scriviamo una canzone su questo periodo?
Ma siamo stati i primi in tutta Italia, prima di J-Ax, prima di qualsiasi Ok. altro Avete il primato artista. su questo è Sì, sicuro. questo è sicuro. La sera stessa già io avevo fatto il brano, Quindi proprio flash. assolutamente. Che poi, peccato, ogni giorno c'era Conte che parlava, il Papa che parlava. Questo brano, io ero stata invitata da una trasmissione su Mediaset, non dico il nome perché Ok. magari Quindi poteva avere una risonanza. ritornare. E a causa questo è saltata la mia ospitata in questo canale e nasce Covid Rosso, Ok. che parla di due amanti Sì. che non si potevano vedere. Infatti Covid Rosso è il nickname di uno dei questi- due amanti e Ok. quindi racconta un po' di come si poteva in questo linguaggio nascosto, come si potevano... Dialogare essendo in due case chiuse. Esatto. Quindi, ma nel video c'è un passaggio importante per una figura che è il linguaggio dei Ah, segni. il linguaggio LIS di Valentina Lagna, che tra l'altro è la vincitrice della corrida del 2020. Esatto. Appunto per fare conoscere a tutti, penso che sia una cosa molto bella ormai, che anche chi non può ascoltare può ascoltare in un altro modo. In un altro modo. Ruby, io ti ringrazio. Intanto siamo Grazie in chiusura a di voi. questa prima parte. È stata una bella chiacchierata che è volata già, credo, una mezz'oretta circa, ma ci siamo divertiti e abbiamo conosciuto ancora di più Rubina. In Assolutamente. chiusura, mentre io mi preparo per il collegamento con Caterina Greco, ma a te ti va di fare Covid Rosso? Certo. Di suonare? Ho visto Sì, che sì. c'hai la chitarra, che è l'oggetto di questa Sì. puntata, di questa chiacchierata. La prendi? E così ci Prendiamo. prepariamo per Covid Ok. Rosso. Allora io vi invito a rimanere collegati con noi. Intanto ci ascoltiamo la bellissima canzone di Rubina che è Covid Rosso e noi ci vediamo subito dopo. Non chiudete il vostro PC o il vostro smartphone e nemmeno la vostra smart TV, perché ci vediamo qui con Caterina Greco direttamente da The Voice Senior. Grazie Rubina, Grazie buon a voi. ascolto. Ciao. Covid Rosso. 1, 2, 3. Prenderti per mano è stato l'ultimo saluto in quella stanza, buia come fosse la partenza di una lunghissima vacanza. Se stai male metti un cuore, una faccina mandi amore, con un dito in alto so che aspetti il sole. Il tuo risveglio è sempre uguale, sembra arrivato già Natale, ed il pigiama è una divisa da premiare. Mio marito sforna il pane e mio figlio vuole un cane, ma la certezza è andata via da settimane. Proteggiami d'amore e quanto mi fa male restare tra le quattro mura senza delirare. Se tu mi metti un cuore, so che sta tanto male. Se metti una faccina sorridente, sai aspettare. Ah yeah, contagiami d'amore, amore, lascia questo maledetto virus fuori dal balcone, fuori dal tuo cuore. Ricorda che c'è ancora tempo per giocare, fare, dire, andare al mare. Stretti come due bambini, mano nella mano, con il sole in fronte ed il secchiello. Costruiremo un bel castello, ma con un rondello. E lo sento che se più ti penso, tu mi senti forte nel tuo cuore. E se provi a cancellare, resta il segno sì, my love, contagiami d'amore. Vado a far la spesa, ti prego apri tutta la finestra. Ti lancio un forte sguardo da farti un po' girare anche la testa. L'estate sta arrivando e io l'aspetto come un terno all'otto. Ti amo dolce amore dal tuo Covid rosso. Contagiami d'amore e il resto è da accettare. Se il mondo cade a pezzi corro a prenderti all'altare. Se tu mi metti un cuore so che sta tanto male. Se metti una faccina sorridente sa aspettare. Contagiami d'amore quanto mi fa male
quattro mura senza delirare. Se tu mi metti un cuore, so che stai tanto male. Se metti una faccina sorridente, sa aspettare. I love you, baby. Rieccoci di nuovo in studio, siamo tornati, abbiamo salutato poco fa nella prima parte di questa puntata una cantautrice che è Rubina in camicia, l'abbiamo visto poco fa, ci ha regalato anche delle emozioni dove ci ha cantato Covid in rosso nell'intermezzo tra la prima e la seconda parte. Come vi dicevo nell'introduzione, adesso un ospite importantissimo che andremo a conoscere, la definirei ambasciatrice della nostra provincia, poiché nelle scorse settimane ha partecipato a The Voice Senior direttamente su Rai 1, questo talent condotto da Antonella Clerici, dove in giuria abbiamo Albano e la figlia Jasmine, Clementino, Loredana Bertè e Gigi D'Alessio. Lei è una trapanese doc, ma è stata molte volte qui sull'isola per farci ascoltare la sua splendida voce. Dovremmo avere in collegamento direttamente da Trapani, se ce l'abbiamo, Caterina Greco. Caterina, ci sei? Ciao Sento a Caterina, volte che va un po', però però ci ci sei. sono, sì. Come... Ciao, 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 intanto ciao. grazie per aver accettato questo invito in questo canale YouTube delle Isole Egadi. Come stai intanto? Tutto bene? A posto, benissimo, certo, grazie. Fortunatamente in questo periodo c'è da dire che stiamo tutti bene. Bene, bene, bene. Allora io partirei, se per te va bene, subito con la prima domanda, così in questa breve chiacchierata che ci faremo. Chi è Caterina Greco? Caterina Greco è una persona normale che nella sua normalità Sì. ha deciso qualche anno fa di cavalcare la sua passione, che è quella del canto, e di andare avanti su questa strada, seguendo semplicemente la sua passione, la sua vocazione, punto. Perché Naturalmente la vita privata poi era quella di una persona che lavorava in banca e che quindi conciliava il suo lavoro primario con le esigenze di questa passione che di questa passione chiaramente del canto che avevi? sì, sì, certo, che se vuoi fare in maniera, come dire, bella, Bella. devi farti tanto, sì. Caterina, noi ti abbiamo invitata da qui intanto per farti i complimenti qui pubblicamente in questo canale per la tua bellissima esibizione che hai fatto a The Voice, ma anche perché tu le Grazie. Egadi le hai nel cuore, diciamo, da un certo punto di vista. Molte stagioni sei stata insieme al maestro anche Tonino Di Bella a fare alcune serate insieme. Ecco, ad esempio, vedo una foto che ce Sì, l'abbiamo sì, sì. pronta. Ecco, non so se ti ricordi questa scena, se riesci a vedere la foto mentre sei qui. Qui Sì, siamo sì, la nel vedo. Palazzo Florio. Che Assolutamente, che ri- una serata bellissima, che ricordi bellissima. hai di Favignane delle Egadi? Cioè, in quel periodo estivo, magari dove belle sono belle affollate, ti dico, i tuoi intermezzi sono Ma stati sempre di buon gusto, ecco. assolutamente, come tutti i trapanesi, per noi le Isole Egadi sono un punto di riferimento. Chiunque di noi non può non conoscere Favignana, Levans o Marettimo e non può E, non amarle. esatto, non sei stata E poi Sì, sì, dimmi, dimmi, dimmi. avere, sì, scusa perché ti sento un po' in ritardo. Avere poi l'onore di poterti esibire in queste località, sì, beh, è una bellissima sensazione, Bene. assolutamente. Io ringrazio intanto tutti i nostri ospiti che in questo momento, scusate, i nostri visitatori del canale che ci stanno seguendo. Vi ricordo che potete commentare e poi a fine puntata Caterina potrà vedere i vostri commenti e se vorrà potrà interagire commentando con voi, ringraziandola appunto dei complimenti che in questo momento vedo che gli state facendo. C'è una seconda foto, non so regia se possiamo mandarla, e anche, quindi dicevi poco fa, non solo a Favignana ma anche a Marettimo. Ecco, sì, qui non so se ti ricordi, sei sempre col maestro Tonino Di Scusa, Bella, è scusa, c'è stato agosto ecco sì, 2018. Marettimo ha anche il suo fascino dal punto di vista naturalistico, quindi la musica, il bel canto si sposa benissimo con quelle che sono poi le bellezze naturali dell'isola.
Sì, ricordo quella serata a Marettimo, è stata anche quella molto, molto bella. Marettimo giustamente è un'isola un po' più particolare, Esatto, sì, 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 assolutamente. tipica, Sono la tre sua bellezza, isole, la sua esatto, particolarità. sono tre isole, ma ognuno ha la sua particolarità, ecco. Senti, allora, dopo che abbiamo Sì, visto un pochettino anche questo nesso con le isole Egadi, quindi dove tu per diverse estati hai fatto più esibizioni, andiamo a The Voice, questa bellissima partecipazione che hai fatto e se ti va ci sì, vediamo un pezzettino del video insieme di quello che è successo a Rai 1. Allora lo sì, sì. mandiamo, allora lo mandiamo. Ah, questo è un militare, un colpasso. Donna, donna, donna. Sento dei tacchi. Sogno sempre alla finestra, vedo gente che viene passata, gente bella, l'aria allegra, moggiosa, Ma che festeggiata, sta via! È la mia! che sale a mucca scitta, tu lo voglia di qualcosa e passa in bocca, lemon soda, e non ci rispondi, Giusy quando ti chiamavi Giuseppino, Vabbè. eri lì che va a granita, tu ne hai fatto strada e ora che sei grossi imprenditori, t'insegnare a classe in to parlare, chi c'ha viti di italiani, una video già cui pensare a me non voglio di che fare, e ti vedi a ballare, e tanti guardi saudi e ne sciti giusto per sbagliare, io ci dico con piacere, c'è qualche danza scena sa capo, ti devo consigliare, la la Bellissima esibizione. Allora, che mi racconti di questa partecipazione a The Voice? L'emozione a 1000, immagino. Ma certo, l'emozione, quella se non c'è, non esiste nulla, voglio dire. L'emozione, anche se puoi essere abituata al pubblico, se puoi essere abituata a mostrarti, se non hai l'emozione, non sei più capace di dare nulla. Cioè, Ecco, questo penso che sia la cosa più importante. esatto. La gente di questo, il pubblico se ne accorge. L'energia che tu dai ti ritorna indietro con tutti gli interessi, per usare Esatto. un termine, diciamo, a me caro, che ho Cle- usato per tanti anni nel corso della mia vita lavorativa. Però è vero, sì, 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 è così. Poi volevo dire che Sì, quando dimmi. Albano dice il passo militare, no? Sì. In realtà io avevo paura di cadere perché là dietro era tutto buio e quindi cercavo di avere un passo deciso Deciso. Infatti l'hanno perché commentato anche ero... loro. Sì, Ritornando ai giudici, Caterina sì, Clementino, io ero lì in diretta che seguivo su Rai 1 la tua esibizione. Clementino proprio saltava di gioia, ma ha fatto anche un apprezzamento anche sulla canzone che hai portato in dialetto siciliano. Io lo dicevo nell'introduzione, sei stata una vera, come posso dire, ambasciatrice, ecco, e non solo di Trapani e della provincia, ma anche dell'intera Sicilia. Ecco, non è semplice portare una canzone in dialetto siculo come A Finestra di Carmen Consoli in prima serata su Rai 1. Cioè, tu hai voluto proprio mandare un messaggio, no? È stata una scelta decisa. sì, sì, sì. Io, è stata una scelta voluta, proprio perché io volevo proprio dare un segnale della mia appartenenza a questa nostra realtà e voler
ecco, sì. Il complimento più bello che io ho avuto da parte di Esatto. tutti, proprio di tutti, è Caterina, quello di sì, coraggioso. mi Questo sembra... sì, mi ha proprio inorgoglito, ecco, mi ha reso Esatto. felice. Mm, sì, Due ora, giudici, ovviamente tutti e quattro hanno espresso complimenti, ma ben due giudici ti volevano, sia Clementino che la Bertè, dico bene? Poi tu hai scelto Loredana Bertè. io poi ho scelto Loredana, anche se non ti nascondo che il pensiero su Clementino l'ho fatto forte, solamente che ho ritenuto che fosse più distante da me come genere, ecco, per questo. Però devo dire che lo stavo scegliendo. Poi ho scelto Loredana in quanto lei, essendo l'unica donna, lei crede molto nel progetto delle donne e quindi ho scelto lei per questo motivo. Per questo motivo. Va bene. Caterina, intanto Sì, siamo in sì. fase di chiusura. Io ti ringrazio per aver accettato nuovamente l'invito ad essere nostra ospite. Ormai col Covid ci siamo abituati anche ad avere, oltre ospiti studio, anche questi collegamenti si sono un pochettino aggiornati. Ci sono delle difficoltà, me ne rendo conto. Io invece ringrazio voi per la vostra attenzione e il mio messaggio, il mio obiettivo venga veramente raccolto da tutti, ecco. Ok, io ti faccio un invito, Catena, sperando che cambino i tempi, giusto, e potremo ritornare di nuovo nelle piazze a ascoltare la buona musica. Spero tanto quest'anno di averti nuovamente qui sull'isola con un bel tuo spettacolo e godere ancora della tua splendida voce. Va bene? Assolutamente sì, noi siamo qui e siamo diciamo, Va a vostra bene. disposizione, Grazie, anzi, questo Caterina. sono Grazie, felice. Ciao, grazie, ti ciao. saluto, grazie mille, ciao e grazie ancora di essere Ciao, stata in ciao. collegamento con noi. Bene, abbiamo salutato, abbiamo chiuso il collegamento con Caterina Greco, l'abbiamo vista, partecipante di The Voice Senior in questo programma di Anna Antonella Clerici su Rai 1. Maxi puntatona, siamo sul finale, prima Rubina, poi Caterina Greco, abbiamo parlato di arte, di musica, di cantautrici, di dialetto siculo e di canzoni siciliane. Che puntata! Io sono veramente soddisfatto, penso che lo siate anche voi e io già vi dico che quella di giovedì prossimo sarà un'altra super puntatona. Per questo io vi aspetto, mi raccomando, seguiteci su Facebook, ormai lo sapete, su Instagram e iscrivetevi sul canale YouTube e cliccate anche sul campanellino per ricevere le notifiche di quando ci colleghiamo in diretta e vi trasmettiamo le nostre rubriche. Un saluto ai ragazzi che ci hanno lavorato dietro anche per questa splendida puntata. Siamo in chiusura, io vi saluto, ciao, sigla!